Sindaco De Toni, leader di Italia Viva, l'ha indicata come potenziale candidato alle prossime primarie all'interno del centro-sinistra. Oggi è una giornata happy per lei? Ma allora, dobbiamo essere onesti, in realtà nell'intervista che ha fatto Renzi al TG ha parlato in realtà di 4 nomi, ha fatto il nome della sindaca di Genova Salis, ha fatto il nome dell'ex sindaco di Bergamo Gori, ha fatto il nome dell'attuale sindaco di Napoli Manfredi e poi ha fatto anche il mio nome. È ovvio che questo per certi versi è lusinghiero, perché insomma essere associati a persone brave fa sempre piacere, quindi per me è stato lusinghiero essere citati, ma da questo a esserlo insomma se ne corre. Comunque questa citazione ha già scatenato la reazione di Fratelli d'Italia, che ha invitato Matteo Renzi a trasferirsi a Udine per una settimana almeno. Ma magari l'avessimo qua, così avremo modo di fargli vedere la bellezza di Friuli, della nostra città, che voglio ricordare è arrivata prima per qualità della vita nel 23, sesta nel 24 e terza nel 25, quindi non siamo messi male. Sempre Matteo Renzi ha indicato gli amministratori locali come la futura classe dirigente. Sarà così? Allora, chi gestisce in prima linea un comune ha una percezione vera dei problemi. Dopodiché io credo che abbiamo bisogno di capacità amministrative, ma anche di capacità di visione politica e di negoziazione anche nazionale e internazionale, quindi io sono per l'end, mai per l'or. Senta, per alcuni detrattori questo endorsement di Matteo Renzi potrebbe essere come il bacio della morte. Allora, so che Renzi è molto divisivo, il motivo per cui lui non si candida alle primarie di coalizione è proprio questo, ne è consapevole anche lui, sta cercando delle persone che possono portare avanti l'idea di un riformismo che comunque, per quanto valga il mio parere, io sono convinto che se il centrosinistra non avrà una gamba riformista forte rischia di non vincere le elezioni. Ultime 2 domande, lei vorrebbe le primarie all'interno del centro-sinistra? Ma questa è una decisione che verrà presa in funzione della legge elettorale, eccetera. È chiaro che le primarie rischiano di essere divisive, ma piuttosto che giochi di palazzo alla fine ben vengano anche le primarie. Ecco, ci faccia qualche nome allora di possibili candidati. No, deve emergere dal basso, sono per l'emergenza dal basso e non per la nomina dall'alto.